sopralluogo del Presidente del Senato accompagnata dal Governatore Luca Zaia, veneti encomiabili per la loro forza d'animo, dice Casellati, ma questo non deve essere un alibi per non fare arrivare aiuti, annuncia la creazione di una commissione per la verifica dei danni. Ieri la visita del Vice Premier Di Maio che promette tempi rapidi per stime e fondi, ma i sindaci attaccano, troppo pochi i soldi finora garantiti. Emergenza sfollati della collina del Piave, assegnati i primi alloggi ATER, una quindicina le case messe a disposizione di quelle famiglie che hanno perso tutto. Giallo nel Padovano per la morte di un anziano muratore in pensione, nel suo sangue trovate tracce di un pesticida molto pericoloso, la procura ha aperto un'inchiesta. Paradosso a Vicenza, tabaccaio riesce a bloccare nel suo negozio un truffatore ma viene denunciato per minacce alla sua rabbia ai nostri microfoni. Giovani trevigiani disposti a prestare la carta d'identità per denaro a immigrati clandestini diretti in Gran Bretagna, 19 indagati a Treviso. Riordine della rete elettrica e nuova stazione a Volpago del Montello, 18 sindaci compatti si appellano alla Regione per la salvaguardia del territorio e propongono una linea interrata lungo l'autostrada. Concluso il restauro dell'affresco di San Michele Arcangelo contro Satana nella chiesa di San Niccolò a Treviso, un gioiello che ritrova nuova luce. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano torniamo subito nella montagna ferita, il gigante ferito dai danni devastanti di questi giorni ed ormai di una settimana fa, e vedo subito il nostro Lucio Zanato che si trova a Belluno perché poco fa, lo vedo, non so se mi sente, poco fa si è conclusa la conferenza stampa che ha fatto un po' il punto della situazione del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che era appunto in visita stamane assieme al Governatore del Veneto Luca Zaia. Se ci sei, Lucio, dici com'è andata e poi vediamo il contributo. Allora, Lucio. Non mi sente, non credo mi senta. Lucio. Ok, allora non sente in questo momento, allora noi comunque il contributo ce l'abbiamo, è stato tagliato a tempo di record perché la conferenza stampa davvero si è conclusa poco fa, dicevamo stamane, la visita del Presidente del Senato, la veneta Maria Elisabetta Alberti Casellati, accanto a lei il Governatore Luca Zaia appunto che le ha mostrato proprio concretamente i tanti volti della montagna devastata. Allora sentiamo Zaia e Casellati nella conferenza stampa. Questa mattina con la Presidente Casellati abbiamo visitato a terra ad esempio tutto il centro di Roccapietro, Sottoguda, quindi Sarai e poi Malgacciapella. In questi centri la piovosità è stata di quasi 80 cm per metro quadrato, vuol dire camminare in una piscina dove l'acqua ti supera abbondantemente le ginocchia, 80 cm per metro quadrato. A questo si sono aggiunti ovviamente i venti di quasi 200 km all'ora che hanno portato quella devastazione che con la Presidente Casellati abbiamo visto stamattina, che è quella dei boschi. Sono circa 100.000 ettari di bosco che non ci sono più. 100.000 ettari da ripulire sono un impegno forte, oneroso, che non riusciamo ad affrontare sicuramente se non abbiamo aiuti. Pensi Presidente, abbiamo portato su in quota 1800 generatori di corrente elettrica, quindi lo sforzo è immane. Quanto valgono questi danni? Spannometricamente, ma le spanne sono millimetriche, valgono circa 1 miliardo di euro. Questi sono i danni che noi abbiamo subito e che assolutamente dobbiamo recuperare. Grazie ancora, grazie di cuore per questa visita, grazie per essere qui, per essersi interessata fin dall'inizio e grazie per tutto quello che potrà fare nel contesto istituzionale romano, perché è fondamentale l'aiuto di tutti. Questo è un territorio che io conosco molto bene, perché è un territorio che io ho frequentato e frequento, e sono rimasta sconvolta dalle immagini, perché per quanto le immagini televisive, le immagini che sono state rappresentate sui giornali ci rappresentavano una situazione devastata e devastante, vederli è stato per me un colpo al cuore, perché vedete qui queste inondazioni, il fatto che siano fortemente danneggiati paesi che sono stati isolati per lungo tempo,
cambia la geografia di un territorio, e quando si cambia la geografia di un territorio cambia anche la sua storia, perché viene meno l'identità. Cioè, pensiamo a Colle Santa Lucia, che in gran parte è un paese, non dico scomparso, ma è fortemente danneggiato, e qui significa che la nostra stessa identità viene meno. Allora io ho visto paesi, boschi completamente scomparsi, una devastazione che qui ci sarà la grande capacità del nostro Presidente, che è anche commissario, di rimettere in moto un'attività, togliere dall'isolamento famiglie. Sono stata colpita da una signora ottantenne che ha spazzato tutto il fango dalla sua casa, un padre di famiglia che ha raggiunto a Rocca Pietore la figlia che era rimasta isolata facendo 40 chilometri a piedi. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero encomiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Noi staremo dietro alla questione dei fondi che devono essere erogati da parte dello Stato, perché qui c'è una priorità assoluta. Noi dobbiamo restituire alle nostre famiglie, alle nostre imprese una normalità, una gestione di vita normale. Anche per questo io ho già proposto una commissione di indagine, l'istituzione di una commissione di indagine, perché faccia una mappatura di quelle che sono le zone a rischio, perché non è soltanto la fase dell'emergenza quella a cui noi dobbiamo dare retta, per così dire. Noi abbiamo la necessità di mettere in sicurezza il nostro territorio, e questo significa da un lato prevenzione e dall'altro significa ricostruzione. Queste le parole dunque del Presidente del Senato Casellati, e prima le parole del Governatore Luca Zaia. Ieri invece ci sono giorni insomma, di visite, ieri l'abbiamo raccontato, la visita del Vice Premier Luigi Di Maio, che era accompagnato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il deputato D'Incà, insieme all'assessore regionale alla protezione civile e al sindaco di Rocca Pietore. Ha parlato di subito stima dei danni, lo sentiamo fra pochissimo, però in queste ore si registrano anche i tanti commenti di molti sindaci delle zone colpite, da Alleghe fino ad Asiago, a Val di Zoldo, che dicono i 15 milioni che sono stati per adesso destinati al Veneto. Sappiamo che c'è una tranche di 250 milioni in questi giorni, ma sono distribuiti in tutte le regioni colpite dal maltempo. Ebbene, questi 15 milioni sono briciole, dicono i sindaci, che sono in questo momento molto scoraggiati. Sentiamo però le parole di Di Maio di ieri. Due cose sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio, quindi non si aspetteranno mesi, la legge di bilancio è in discussione in Parlamento e mettiamo dentro i soldi. Due, i ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito danni saranno diretti e non con credito d'imposta, significa che erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni. E terzo, è chiaro ed evidente che ancor più della passata stagione si deve tornare qui nella stagione turistica, si deve venire qui in massa, e ci verrò anche io nel periodo natalizio. Verrò come turista, albergherò in uno di questi splendidi alberghi, in questa splendida zona, perché la vera forza adesso è ripartire con la stagione turistica e dare il massimo supporto alle imprese. Sicuramente tutte le scadenze che sono legate poi all'impossibilità di poter stimare i danni, di poter fare tutte le azioni che servono, saranno rinviate. Noi siamo a totale disposizione. Questo vale anche per l'Asiaghese, per le altre zone
zone colpite da questo maltempo. È chiaro ed evidente, questo comune dove siamo in questo momento è il simbolo, ma in realtà sono tante le zone colpite, e anche sul tema del legno e della rimozione degli alberi caduti c'è stato un tavolo in prefettura stamattina, la Regione è immediatamente attiva, noi come Governo centrale agevoleremo tutti i processi che servono sia a favorire le imprese locali in questo processo di rimozione di tutto questo legno e sia ad aiutare le amministrazioni locali. C'è un altro fronte che riguarda il maltempo e riguarda le devastazioni della golena del Piave. Abbiamo raccontato in questi giorni anche di molti sfollati della zona del Piave. Vedo però in collegamento Lucio, ditemi però se è in collegamento. Mi sente? Mi senti? Sì, Lucio, abbiamo visto le parole. Sì, Lucio, io. ti fermo un attimo, abbiamo visto le parole di Casellati, di Zaia, e poi abbiamo anche risentito le parole di Di Maio. Come ti è sembrato il Presidente del Senato, insomma, in questa visita? Si è reso conto, insomma, con mano della devastazione? Sì, esatto. Allora, la cosa importante, l'ha ribadito poi in intervista, lo vedremo questa sera, abbiamo fatto un'intervista a parte, ho finito qualche istante fa di sentire sia in separata sede il Presidente del Veneto che il Presidente del Senato. Dicevo, il Presidente del Veneto ha detto: ho fatto da cicerone a tutte le persone, a tutte le personalità, perché nessuno possa dire io non sapevo. Quindi per questo c'è stato, diciamo così, c'è stata la presenza ieri sera di Di Maio portato su, c'è stata la presenza del Presidente del Senato oggi, che ha fatto un giro, pensate, ha fatto un giro in parte in elicottero e in parte in auto, è andata a Rocca Pietra, ha voluto toccare direttamente con mano il fango, ha parlato con le persone e si è resa conto, anche perché sono luoghi che lei frequenta. Credo che l'impatto, diciamo così, nelle istituzioni sia stato importante. Adesso bisogna capire se questo impatto sortirà gli effetti adeguati. I soldi stanziati, lo sappiamo, non bastano, anzi sono una briciola, perché quelli che capitano al Veneto sono veramente una briciola rispetto a quello che è capitato. Però c'è l'impegno del Presidente del Senato, l'ha detto nell'intervista, ma l'ha detto anche nella conferenza stampa, per un impegno dello Stato molto più presente economicamente parlando. L'ultimo commento l'ha lasciato per gli albergatori, cioè per chi in questo momento si trova in prima linea per far partire la stagione, e anche lei ha ribadito: la stagione deve ripartire comunque e dovunque in queste zone. Cercheremo di essere presenti, si è resa disponibile anche lei ad essere presente, ma dobbiamo essere tutti uniti intorno. E poi l'ultimo appello del Presidente Zaia: per chi non crede alle raccolte fondi, l'ultima chance per aiutare questo Veneto, questa parte di Veneto, è venire a spendere qui. Quindi cerchiamo di pensare tutti quanti a chi in questo momento ha veramente bisogno di noi. Queste sono state le ultime parole del Presidente Zaia, e con questo, se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. Tutto ovviamente la giornata, questa mattinata di sopralluogo lo potremo vedere questa sera nei nostri telegiornali. Dicevamo, c'è anche il volto della golena devastata e ci sono i primi alloggi assegnati, messi a disposizione dall'Ater per chi è ancora sfollato in quelle zone. Ponte di Piave stiamo già trattando, e anche San Biagio. E un'altra famiglia sempre di San Biagio ha trovato sistemazione a Zenson di Piave. È partita e sta dando i primi risultati la contrattazione tra Ater e comuni colpiti dalla piena del Piave, promossa dalla Regione per offrire una sistemazione in un alloggio per l'emergenza abitativa alle famiglie sfollate dalla golena allagata. Noi, avendo delle disponibilità di alloggi, abbiamo fatto un monitoraggio di quelli che potevano essere quelli ovviamente in pronta consegna nelle aree limitrofe, nei comuni limitrofi, e abbiamo così mappato la situazione, e con i comuni di volta in volta interessati, questo è partito ancora il giorno dopo, abbiamo avviato questo percorso di trattativa per capire il punto di incontro tra la nostra offerta e la loro domanda. Le priorità le decidono i comuni, noi diamo solo l'alloggio. Anche i tempi di permanenza e affitti saranno poi concordati caso per caso. Quello che era importante, ribadisce Barattin, era dare una risposta immediata alle famiglie rimaste senza casa. Nei dintorni del Piave l'Ater mette a disposizione un buon numero di appartamenti. No, stiamo parlando in questo momento in pronta consegna di circa una quindicina o una ventina di alloggi. E i comuni individuati sono quelli di San Biagio, di Ponte di Piave, di Oderzo, Motta, Chiarano, ma ovviamente potremmo dare nell'eventualità anche degli alloggi però in comuni molto più lontani. Il tentativo nostro ovviamente è di dare un'offerta nei comuni limitrofi. La cronaca adesso ci porta a parlare di una morte avvolta dal mistero, un anziano a Ponte San Nicolò, il Padovano. È morto dopo un mese di ricovero il 30 ottobre all'ospedale di Padova un anziano di 75 anni, un decesso che si tinge di giallo e su cui è deciso di vederci più chiaro la procura di Padova.
È la fine di settembre quando l'uomo arriva in ospedale. Non riesce a parlare e ha forti tremori. Negativi i primi esami, un campione del suo sangue viene inviato però al centro antiveleni di Pavia. Da qui la scoperta e il sospetto che si possa trattare di un avvelenamento. Il sangue infatti presentava tracce di organofosforici, un potente pesticida. Una passione per l'orto, il giardinaggio e i piccoli lavoretti. Forse l'anziano ha inavvertitamente usato il pesticida e si è intossicato. Forse potrebbe esserci stato l'intervento di qualcuno. È su questo dubbio che gli inquirenti vogliono fare chiarezza. Per questo i carabinieri di Piove di Sacco stanno indagando. Sono stati nella villetta di Roncaiette, dove l'uomo viveva con la moglie Romena, sposata in seconde nozze, e hanno dato il via a una serie di accertamenti. Fondamentale l'esito dell'autopsia e in particolare degli esami tossicologici che dovrebbero essere disponibili tra alcune settimane. Ed ora la tragedia della strada avvenuta ieri sera a Oderzo, un giovane in bicicletta travolto e ucciso da un'auto. Era in Italia da 6 mesi e nella Marca solo ospite di alcuni amici, essendo formalmente residente in provincia di Salerno, ma proprio nel Trevigiano, lungo la strada tra Faè di Oderzo e Roncadelle, Gurpreet Singh, indiano di appena 24 anni, ha trovato la morte ieri pomeriggio al calare del buio. Intorno alle 18 in via Bidoggia era in sella alla sua bicicletta, accanto a lui un amico con cui stava rientrando alle Vada di Ponte di Piave. All'altezza dell'incrocio con via Fossadelle di Sopra è stato travolto dalla Fiat Punto condotta da un ragazzo del posto, un ventenne di Faè, che si è subito fermato a soccorrere il ciclista, ma invano. Lo straniero ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto, morendo praticamente sul colpo. Sul posto polizia locale e carabinieri, poi alla spicciolata diversi connazionali increduli. La dinamica è in corso di accertamento, da verificare se le biciclette avessero il fanale funzionante. Pare che mentre uno attraversava la strada per svoltare a sinistra, l'altro sia rimasto sul ciglio destro venendo travolto. I mezzi sono stati sequestrati, ora il ventenne sarà indagato per omicidio stradale. Ancora dalla Marca, giovani trevigiani disposti a prestare, per modo di dire, affittare, quindi per denaro, la carta d'identità a immigrati clandestini diretti in Gran Bretagna. 19 gli indagati. 19 giovani trevigiani indagati con la pesante accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Italia alla Gran Bretagna e concorso in contraffazione di documenti di identità validi per l'espatrio. A finire sotto inchiesta per il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche, giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che ora rischiano condanne fino a 15 anni. Si tratta di un'indagine legata a una precedente operazione coordinata dalla Procura di Venezia che aveva smascherato un'organizzazione composta da 9 albanesi residenti in provincia di Treviso, che gestiva il traffico di cittadini irregolari. Il ruolo dei giovani trevigiani sarebbe stato quello di affittare o vendere le carte d'identità per un prezzo che poteva andare dai 50 ai 200 euro. Il documento veniva contraffatto sostituendo la foto originale con quella dell'albanese diretto in Gran Bretagna, quindi il documento veniva riconsegnato al legittimo proprietario. Alcuni dei clandestini si sarebbero imbarcati verso il Regno Unito dall'aeroporto Canova di Treviso, ma anche da quello di Verona e dal Marco Polo di Venezia. Ferma, riesce a bloccare nel suo negozio un truffatore che lo stava appunto per truffare, ma un tabaccaio di Vicenza adesso si vede denunciato per minaccia. Incubo di un cittadino come tanti, di un commerciante di Vicenza che una maledetta mattina si ritrova dentro a un brutto sogno chiamato realtà. Una mattina che comincia male perché arriviamo, io e mio figlio apriamo la nostra attività di tabaccheria e vediamo che abbiamo il distributore distrutto, del sangue per terra e diciamo hanno sottratto delle sigarette e del denaro. Giorgio ci racconta come è iniziata quella maledetta mattina di pochi giorni fa in centro storico a Vicenza, in Piazza delle Erbe. È conosciuto dai suoi clienti per la gentilezza e la passione che mette nel suo lavoro di tabaccaio, ma questa volta deve fare i conti con quello che non si aspetta. Crede che il furto dal distributore automatico sia già il peggio che possa capitargli in quella giornata iniziata male, però si sbaglia. Apriamo la serranda e si presenta un giovane che praticamente voleva essere fatto una ricarica on shop e noi abbiamo effettuato la ricarica come un normalissimo cliente di 200 euro. Facciamo questa ricarica, questo voleva pagarci con un badge della che un badge non serve a pagare ma serve solamente per segnalare una presenza in azienda dove si lavora.
Attenzione, qui Giorgio si ricorda di una truffa molto simile che gli era costata 400 euro quest'estate. È già stato scottato e non vuole più cadere in trappola. Ferma il presunto truffatore e chiama la polizia. Io l'ho bloccato chiudendo la porta e non farlo uscire. Lui ha tentato di forzare la porta per uscire e io, avendo il taser, l'ho intimato dicendogli: come tenti di uscire dalla porta, ti fermo in questa maniera. Ma da quale distanza l'ha fatta questa? Da 5 metri. Da 5 metri. Gliel'ho solamente mostrato. Non ho agito su di lui con il taser. Gli ho fatto vedere solamente lo strumento dicendogli: come ti muovi, cioè, rischi questo. A questo punto che cosa succede? Arriva la pattuglia? Arriva la pattuglia e entrano dentro e cominciano a chiedere un pochettino come sono andate le cose. Io gli spiego la realtà dei fatti, poi praticamente loro se lo sono portati in questura perché era privo di documenti, non si sapeva niente. E lei invece si è beccata una denuncia. Una denuncia. E già, Giorgio viene denunciato per minacce aggravate, ma non ci sta e lancia un appello al governo. Io lancio un appello al governo di dire perché non mi posso difendere dentro la mia proprietà o dentro la mia attività quando viene uno a minacciarmi e io non posso fare niente. Per lei quindi è legittima difesa? Per me è legittima difesa. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da una rettifica perché in un servizio di politica riguardante Forza Italia, nato in onda ieri, è stato erroneamente attribuito al neo coordinatore veneto di Forza Italia Davide Bendinelli l'incarico di assessore al sociale durante l'ultima giunta regionale di Giancarlo Galan. In realtà il politico veronese ha ricoperto la carica su nomina del governatore Zaia e quindi non di Galan nella precedente legislatura terminata nel 2015. Questa la rettifica. Adesso invece i 18 sindaci in campo per quanto riguarda il riordino della rete elettrica e anche per la nuova stazione elettrica a Volpago del Montello. Il progresso tecnologico oggi deve essere concepito nel rispetto dei valori del territorio e delle comunità che lo abitano e quindi i beni comuni come il Sile, che è il più lungo fiume di risorgiva d'Europa, o il Montello, che è uno scrigno di valori ambientali e storici, vanno tutelati. Nuove stazioni elettriche a Volpago del Montello e Scorzè con conseguenti elettrodotti che attraverseranno le province di Treviso e Venezia. I sindaci di 18 comuni dicono no a Terna e convergono sulla medesima proposta, quella della linea interrata lungo l'arteria autostradale, un fronte compatto, quello dei comuni interessati a vario titolo dal progetto di Terna. Qui a Volpago Terna prevederebbe la realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione che dovrebbe occupare un'area di 8 ettari a ridosso dell'area già occupata dalla Pedemontana Veneta. La linea passerebbe nel pieno del parco regionale del fiume Sile, nell'area appunto identificata come la Palude di Barbasso, ma anche su altro territorio comunale. Per noi sarebbe veramente una cicatrice non indifferente. Compatti dunque i sindaci, a prescindere dal colore politico, si rivolgono alla Regione Veneto. Qui c'è da salvaguardare sia gli interessi delle imprese e della razionalizzazione del sistema di distribuzione elettrica, ma c'è anche da salvaguardare gli interessi del territorio, dell'ambiente, del paesaggio. Occorre un punto di sintesi e l'unico ente che può fare questo punto di sintesi, secondo noi, è la Regione Veneto. Mi pare che quello che è uscito qua oggi sia la linea giusta, i sindaci uniti che chiedono alla Regione di aiutare i sindaci per trovare una soluzione unitaria nell'interesse di tutto il territorio. Un grave incidente sul lavoro che è avvenuto questa mattina, anzi è avvenuto ieri, un 51enne residente a Bassano del Grappa che è caduto da un'altezza di circa 4 metri ed è appunto, si trova in gravi condizioni presso l'ospedale di Treviso. È successo a Volpago del Montello, stava eseguendo lavori termoidraulici presso un'azienda appunto quando è caduto da un'altezza di circa 4 metri. Le sue condizioni sono molto gravi, purtroppo l'ennesimo infortunio sul lavoro. Adesso la conclusione del restauro dell'affresco di San Michele Arcangelo nella chiesa di San Nicolò a Treviso.
San Michele Arcangelo, che combatte contro Satana, ha ritrovato nuova luce sulla colonna del Tempio di San Nicolò a Treviso. Il suo restauro, dopo 2 mesi di scrupoloso lavoro, è terminato. Abbiamo riacquistato una nuova lettura e i colori sono molto più luminosi. Un attento intervento finanziato dalla Round Table 35 di Treviso in collaborazione con il FAI Giovani. La scelta è ricaduta su questo affresco, sull'Arcangelo San Michele, per quale motivo? Perché rappresenta un esempio della nostra cultura. Noi siamo amanti di questo tipo di percorso filantropico. Questo è solo un piccolo passo di un percorso che stiamo cercando di intraprendere a livello sia della zona, quindi del nord-est, e più in generale a livello italiano, ben consapevoli che il nostro patrimonio artistico e culturale deve essere comunque rivitalizzato e valorizzato al meglio. L'affresco di San Michele Arcangelo, oltre all'inclemenza del tempo, ha dovuto anche fare i conti con un vero e proprio uso liturgico, dimostrato da segni che sono il risultato di una battitura prolungata con particolare accanimento nella figura del diavolo. Aveva soprattutto nella parte inferiore dei degradi importanti, la mancanza proprio del colore e delle lesioni, diciamo così, inferte proprio dai fedeli che si accanivano proprio contro la figura del diavolo. La Round Table è un'organizzazione no profit internazionale nata nel 1926 in Inghilterra, dedicata ai giovani lavoratori, imprenditori, uomini d'affari e di cultura. L'associazione ne intende promuovere l'amicizia, le intese personali e le iniziative di carattere filantropico a sostegno di realtà territoriali. L'obiettivo era quello di valorizzare un'opera all'interno della cinta muraria di Treviso e valorizzare nel suo insieme tutta la città. In chiusura uno sguardo online per parlarvi del sogno sfumato. Andiamo sul computer e vediamo sul Corriere del Veneto la notizia, ve lo dicevamo già ieri, saremmo riusciti a darvi la notizia, scusate, della decisione di Milano del Consiglio nazionale dell'ANA, e purtroppo è sfumata per Verona la candidatura della Adunata Nazionale 2020 che si farà a Rimini. Le candidate erano Verona, Rimini e Torino. Leggiamo 2 righe giusto per sentire insomma la delusione del presidente della sezione Scaligera: profonda tristezza e delusione, ci abbiamo messo impegno in sinergia con le istituzioni e offerto tutte le bellezze storiche. Il commento a caldo, onore ai vinti, aggiunto, anche se, qui c'è una punta polemica, Rimini non è proprio una città alpina, l'Adunato 2020 dunque si farà in spiaggia, parole insomma che lasciano aperto un po' di amarezza e anche qualche polemica per la scelta di Rimini rispetto a Verona. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Dal pomeriggio maggiori schiarite soleggiate, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 16 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà asciutto e stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi, maggiori schiarite sulle pianure. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie sulle vallate del Trentino, sarà un po' più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.